Condivisi tra Città Metropolitana, Riva Veneto e i comuni di Chioggia, Cona, Miera, Campolongo Maggiore, Dolo, Campagnaluppia, Venezia, Codevigo e Piave di Sacco, i percorsi che i bus delle linee 80, 85 e 87 che collegano Chioggia a Venezia potranno utilizzare in caso di incidente sulla strada statale 309 Romea e conseguente interdizione totale del traffico. Promotrice del progetto la Città Metropolitana, che ha coinvolto le città interessate toccate dalla strada statale 309 Romea, percorsa quotidianamente da migliaia di pendolari che rischiano in caso di incidente di restare bloccati nel traffico. Il percorso alternativo in caso di incidente e blocco della statale partirà dal prossimo 1° gennaio. Il percorso alternativo è stato pensato suddividendo la tratta in subtratte in cui l'autobus sarebbe deviato per il più breve tragitto possibile. Sono stati effettuati sopralluoghi per verificare la percorribilità delle subtratte da parte di mezzi di grandi dimensioni, considerando ostacoli o eventuali criticità che saranno eventualmente posti all'attenzione degli autisti, studiando punti di fermata alternativi e calcolando una stima del tempo aggiuntivo di percorrenza. Il sindaco Armelau aveva scritto alla Città Metropolitana a riguardo ancora l'11 febbraio scorso, chiedendo di valutare la possibilità di trovare percorsi alternativi alla statale nel caso di incidenti, autorizzando la società Riva Veneto a percorrerli. La richiesta è stata accolta e i pendolari in caso di incidente non dovranno restare fermi per ore in attesa che la strada venga liberata.